Il Movimento 5 Stelle ieri sera ha terminato le votazioni online delle proprie liste sul portale e i propri iscritti hanno dato prova di partecipazione dando fiducia alle liste proposte. Il Movimento 5 Stelle si affida nuovamente alla consultazione popolare per l'approvazione delle liste dei candidati alle prossime regionali del 23 e 24 novembre, proposta che viene accolta da 1146 votanti contro i 208 no. I nostri candidati sono tutti candidati autorevoli del territorio che hanno avuto anche delle esperienze di amministrazione sul territorio e questo insomma è se vogliamo il nuovo percorso che il Movimento sta affrontando sul territorio, Veneto in particolare. E per questo siamo, ripeto, fiduciosi per il proseguo della campagna elettorale che praticamente inizia da oggi. Su 4.498 aventi diritto, 1.354 le persone che domenica hanno partecipato al voto online con un'affluenza del 30% che viene letta dal movimento positivamente. Se andiamo a vedere chi ha votato sono esattamente o insomma circa le persone che sono attive sul territorio nei gruppi territoriali che sono nati 2 anni fa e che effettivamente lavorano sul territorio. In attesa dell'arrivo dei leader 5 Stelle in Veneto a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo, tra tutti il presidente Giuseppe Conte, il movimento è pronto a fare la propria parte all'interno della coalizione. Abbiamo fatto un percorso di coalizione che ci vede su questo piano per la prima volta in Veneto. Diamo fiducia a Manildo, che riteniamo che sia una persona che sia capace di raccogliere un po' le istanze più larghe possibili dei cittadini veneti